Dare risposte alle società sportive che mai come in questo periodo hanno grossissime difficoltà nel allocarsi, viste le norme anti-Covid e quant'altro. Però qua stiamo parlando nella casa degli Arcieri Torres e Sassari, dove davvero il vostro grande impegno ha portato alla costruzione di una struttura ricettiva che può davvero essere annoverata tra le migliori d'Italia. Solo esclusivamente il vostro sacrificio, le vostre idee, che poi però alla fine vi danno l'opportunità, a confronto a tante altre realtà italiane, di potervi allenare quotidianamente. Paolo. Questo è vero, perché avere una casa, un punto di riferimento per un mondo particolare come il nostro è essenziale, ed è essenziale sempre di più in un momento come questo, dove il Covid ci ha creato grossissimi problemi nell'accesso all'impiantistica pubblica. Credo che su questo dobbiamo fare tesoro. La Federazione aveva già investito da anni dando contributi specifici alle associazioni per creare strutture e ampliare o completare le strutture. Ma adesso diventa impellente, diventa tassativo, devo dire è imperativo dover mettere un occhio di attenzione verso l'impiantistica e verso le società sul territorio, per darle una sicurezza e una prospettiva di futuro che credo che sia importantissimo. Noi l'abbiamo fatto negli anni, abbiamo costruito una sede, un impianto chiuso, un impianto all'aperto, un impianto strutturato che è diventato un punto di riferimento per l'arceria isolana, e credo che questo debba essere l'obiettivo, che nella nostra organizzazione, nella Fitarco, queste possibilità crescano e vengano date a tutte le associazioni che effettivamente vogliono svolgere e vogliono investire nella creazione di un impianto per un futuro migliore.